Suo papà di preciso come si chiamava? Luigi Cipriano. Luigi Cipriano Pinarello. Mentre la mamma si chiamava Grispan Gemma. classe 19. è morta. Morta a 92 anni, 2011. E invece suo papà Luigi Cipriano è morto molto giovane. Mi racconta come cosa ha saputo lei? È morto ritornando dal lavoro alla sera, ritornava perché lavorava al gas di Treviso, e ritornando a casa a Carità di Villorba è stato investito da una macchina e buttato giù nel fosso. Proprio lì all'altezza dell'incrocio di Carità di Villorba, allora? Sì, in fianco a Villa Giannina. Le voci non si sa di preciso come sia, chi sia stato, cosa. È stato investito e non è mai stato appurato da parte di chi. Non facciamo nomi perché mia madre aveva dei sospetti, però sono cose abbastanza ormai superate da 70 anni quasi. Mia madre si è trovata con 3 figli all'età di 26 anni e mezzo, che mio padre è morto il 3 marzo del 46. Ma non c'erano motivi politici dietro, robe del genere? Perché a quell'epoca lì magari poteva essere che non c'erano, è stato un investimento e basta, insomma. È stato un incidente, dicono, provocato da amici per fare uno scherzo, era una notte piovosa, tant'è vero che i miei zii che erano a ballare di vicino sono usciti, hanno chiesto, perché hanno sentito il colpo, hanno chiesto è successo qualcosa, non è caduto un albero e sono partiti. È stata una sera molto brutta, c'erano un temporale forte, alberi che cadevano e così. E che sala da ballo che c'era lì vicino? Ma sai che c'erano festini privati praticamente, che c'era carnevale. E dopo sua mamma come ha fatto a sopravvivere, diciamo, da sola così? Ha avuto un rimborso, qualcosa da qualcuno, non so? No, non ha avuto proprio niente, ha trovato lavoro in fabbrica da Monti a Macerata, è incominciato a lavorare, c'è stata la mia, praticamente una che lavorava là, che era una caporeparto, l'ha presa in simpatia, tant'è vero che poi è venuta ad abitare con noi, ci ha aiutati moltissimo. Noi la chiamavamo alla Santo, che sta praticamente una madrina, perché poi è tenuto a Cresimo mio fratello e così. Siccome era zitella questa, è stata sempre con noi fin tanto che suo nipote, che si era sposato e aveva avuto un bambino, l'ha richiamata a casa e è andata ad aiutare questo suo nipote, insomma. Come si chiamava questa santo? Angela, il nome non mi sovviene. Aspetta, invece prima che mi dimentichi, e ora lei, Gabriella, e la sorella? Angela Denis, fratello Lorenzo. E il fratello Lorenzo, e la sorella classe di nascita? Nata il 23 novembre del 38. E invece il fratello? Mio fratello è nato nel 44 il 22 maggio. Proprio tutti in tempo di guerra, insomma, più o meno. Sì. Siete trovati in un periodo che peggio non poteva essere, nel 46? Appunto, appena finito la guerra, tutto, fin tanto che c'era mio padre, si viveva decentemente perché aveva il suo lavoro e poi aiutava tutti perché faceva il macellaio. Cioè andava per le case a ammazzare, non so, i maiali? La gente ammazzava, poi portava da lui e lui vendeva. Tipo macelleria, insomma, solo che già la macelleria, per modo di dire, era più quello che regalava che quello che faceva pagare. Vabbè, ma comunque si arrangiava, era uno industrioso che si arrangiava, insomma, ecco. Sì, una che faceva di tutto, insomma, 34 anni aveva, caspita. Per lei che era del 41 al 46, 5 anni, com'è stato sta morte del papà? Guarda, mi ricordo Inese mi avvertire a casa perché c'erano delle persone che andavano a portare le bestie al mercato, al foro boario, facevano la strada a piedi e si sono accorti di questo corpo per terra.
era freddo ormai, però aveva il naso schiacciato e tutto pieno di sassolini di ghiaino perché aveva respirato. Sì. È morto subito. Pensa, avrebbe potuto salvarsi se si fosse... Forse anche sì. Sì, è stata dura, brutta. Madre con 3 figli. Mia sorella del 38, 46 aveva 7 anni, insomma, e mezzo. 8 anni, 7-8 anni. Dopo il funerale com'è stato? Dove è stato fatto il funerale? È stato fatto a Catena, però il cimitero era a Lancenigo. Dopo ne hanno fatto uno a Catena e sono stati traslati a Catena. Un'infanzia un po' dura, insomma, a trovarsi senza... Certo, dura, sì, anche perché quando ci sono dei bambini orfani sembra quasi una colpa essere orfani, sempre bistrattato. Ma voi vivevate così questa sensazione? Avevate questa sensazione? Certo, ma non era solo una sensazione. Pensa al fatto che una volta che Marsoni, quello della cartiera che si a Villorba, era una persona molto generosa e dava ai ragazzini, agli allievi a scuola, dava ogni giorno il panino col prosciutto, col formaggio a tutti, e poi mandava dei pacchi dono. Una volta a mia madre è arrivato un pacco dono con un paio di scarpe per mio fratello, però dopo 2 ore sono venuti a ritirarlo perché c'era chi aveva più bisogno di noi. Era più orfano di voi, insomma. Sì, e rovine come chiese, però se si ricorda, sa. Te credo. Te resta impressi tutta la vita. Ma sua mamma riusciva a cavarsela, voglio dire, con i soldi che prendeva da Monti con 3 bambini? Oddio, sa, tempi di guerra ero appena finito e si campava. Avevate un po' di orto perché mi diceva dei cetrioli che avevate vicino? Sì, dopo quando si è andati ad abitare nella casa in fianco alla chiesa, all'oratorio praticamente, quello del Monaco adesso, eravamo nella casa a fianco e là avevamo l'orto, tutto davanti c'era un bel pezzo e tutto intorno la rete e dietro invece c'era il pollaio con anatre, galline e quello che ci serviva per casa, e appunto i cetrioli li confinava con il sagrato. E il parroco si arrabbiava? Sì, indicava ai bambini di toglierli, di tirarli via, tanto che mia madre se n'è accorta e si è arrabbiata e l'ha minacciato che con uno zoccolo le avrebbe rotto il muso. ma perché ce l'aveva su quei cetrioli? Non ho capito. Mi dava fastidio. Sì, sbucava da rete e... dava poco decoro al sagrato, allora. Certo, cattiverie. Comunque con un bel pezzetto di terreno così, con il pollaio, in qualche maniera riusciva a mangiare. Certo, sì, ma poi dopo, quando siamo cresciute, abbiamo incominciato a lavorare tutti, e allora mia sorella a 15 anni è andata a lavorare al Montello, io a 16 e sono uscita dal collegio e mi sono fatta trovare il posto di lavoro da mia sorella. Cos'è? Filatura al Montello? Filatura del Montello, come no, ma prima, quando al momento in cui suo papà era morto, dove abitava di preciso? Nella casa dei Pinarello? Abitavamo a Catena. Nella casa dei Pinarello, quello che vende a bicicletta? Dove c'era l'officina una volta, adesso c'è una farmacia al posto dell'officina. In quella casa, che era abbastanza grande, abitavamo noi, i miei nonni con i miei zii, che c'era mio zio Giovanni, Carlo, la zia Maria, perché poi gli altri si erano sposati in tempo di guerra e c'erano loro 3. E noi avevamo una camera di sopra e sotto una cucina, un corridoio, così. E i bagni dove erano? Erano fuori, all'esterno, erano all'esterno dietro, tant'è vero che c'era sto bagno e una volta mia madre si è accorta che un ragazzo dell'officina la stava spiando e non ha detto niente
si è alzata, è andata in officina e l'ha preso a sberle e le ha detto e sai perché? E basta. E lui ha capito da quella volta. Certo. Dopo gli rimediai i busichi che aveva fatto. Comunque era una bella casa grande, insomma, questa qua di Pinarello. Sì, c'era l'officina, che c'era tanto l'officina meccanica, quella di mio zio Mondin, che aveva tornitura e così, e officina quella delle biciclette. E sopra l'officina c'era un gran magazzino di tutta roba che arriva all'officina, sala che andava su e c'erano praticamente 4 camere, quelle dei miei nonni, i miei zii e la nostra. Ma i nonni di preciso che mestiere facevano allora? Mio nonno, da che io mi ricordo, era praticamente invalido di guerra, perché aveva avuto una gamba, una bomba, gli aveva rovinato una gamba, aveva cancrena ed è andato avanti tutta la vita con sto buco che vedevo che si metteva dentro una bottiglia d'alcol ogni mattina. Madonna. Sì, però è morto che aveva 69 anni. Però io pensavo che fosse chissà quanto vecchio. Ma insomma, per avere una ferita del genere è riuscito anche a vivere tanto, insomma. Sì. E il nonno come si chiamava? Lorenzo, anche mio nonno, come mio fratello. E invece la nonna? La nonna come Nonna Guerretta Virginia. Quindi se ricordasse anche le date per caso di loro due, no? Dei nonni e della nonna? No. So che è dell'Ottocento, ma andare al cimitero di Catena non credo che io sia più. Ci sono ancora? Sì. Ah, quindi è rimasta la tomba? Sì, è la tomba di famiglia e dopo dietro adesso ci sono le casette mortuarie e ne hanno fatta una di nuova che hanno messo dentro per primo mio cugino, quello che è morto qualche anno fa di infarto in bicicletta. Che era il figlio di Giovanni? Sì. E ora c'è anche Giovanni Pinarello là? Sì. Ah, quindi diciamo che a Catena era una famiglia importante la vostra, insomma. Sì, una volta i poveretti come sassi, però dopo incomincia a farsi.